lo possiamo definire il cacao siciliano. Le sorprese qui non sono certo finite, perché un ingrediente particolare ha attirato la mia attenzione, un ingrediente che tu nel tuo laboratorio trasformi. Le carrubbe mi hanno fatto un po' tornare indietro negli anni, quando ero piccola e mi capitava più spesso vederle. Adesso purtroppo immagino che molti bambini non sappiano nemmeno di cosa si tratti. La carruba è una pianta da 1000 sfaccettature. Lo possiamo definire il cacao siciliano, soprattutto per la sua capacità di trovare un impiego nella cucina, per esempio come prodotto dolciario, che con delle potenzialità enormi. Infatti il mio scopo nello specifico è quello di realizzare appunto la farina di carrubbe, che è una sorta di cacao dolce, particolare, dal sapore piacevolissimo, che può trovare un impiego molto ampio, soprattutto nel campo dolciario e nelle ricette. E quella che vediamo qui? Esattamente, questa è la farina di carrubbe che si ottiene dopo un processo di lavorazione particolare, perché ovviamente si parte dal baccello che viene prima, questo qua esattamente, che viene prima fatto a pezzi, sminuzzato. All'interno contengono dei semi che hanno pure un valore prezioso e quindi si possono poi impiegare in secondi utilizzi, e dal baccello, che una volta ripulito dai semi, si passa a una fase di tostatura di questo baccello e poi una fase di sfarinatura, la preparazione di questo prodotto, che viene in due fasi differenti, viene portato a un livello di sfarinatura ideale poi per la preparazione di diverse ricette. E questo è il risultato? Questo è il risultato, ha un sapore dolce, quindi non ha bisogno di aggiunte di zucchero, è un dolce un elemento dolce che può essere tranquillamente utilizzato anche da chi ha problemi di diabete, quindi è un ottimo sostituto anche al cacao dolce che si compra al supermercato. Invece la farina di carrubbe, oltre ad essere buona, è anche salutare. Arriva un profumo davvero intenso, quindi immagino che utilizzarlo nella preparazione dei dolci dia risultati notevoli. Eccezionale, si possono fare delle torte meravigliose con questo prodotto. È un sostituto incredibile al cacao e al cioccolato, è un qualcosa che va provato assolutamente. E pensare che un tempo probabilmente le carrubbe servivano solo per alimentare, per sfamare gli animali. Esattamente, ancora oggi sì, sono altamente proteiche, nutrienti, oggi e soprattutto in passato erano le uniche caramelle che venivano prodotte in Sicilia, perché erano proprio il simbolo proprio della festa. Proprio le caramelle di Carrubbo rappresentavano nella tradizione un giorno di festa. Ricordo anch'io che non mancavano mai le caramelle a casa dei nonni. Esattamente. La realizzazione delle caramelle di Carrubbo, anche quello è un processo bello, particolare, e sarebbe interessante anche riproporlo, perché non tutti i prodotti consentono la caramellizzazione. La Carrubbo era uno di quei pochi prodotti che, per le sue caratteristiche e per il suo sapore, era eccezionale per la produzione appunto di queste caramelle. Un prodotto interessante, eccezionale, ma anche in grado di incuriosire tantissimo, sono sicura, anche i nostri telespettatori. E allora scopriamo con la dottoressa Lidia Loprinzi quali sono le proprietà nutritive di questo alimento. Le carrubbe fanno parte del patrimonio inestimabile della dieta mediterranea da tempi veramente antichissimi, e ci permettevano allora e ci permettono ancora oggi di avere dei prodotti trasformati utili per la nostra alimentazione quotidiana, dalle caramelle fatte con
le carrube che vengono utilizzate anche dai più piccoli, ma soprattutto le carrube hanno delle proprietà antinfiammatorie se utilizzate in infusi, e soprattutto quando abbiamo delle problematiche di origine respiratoria. Quindi pensiamo a tutte le influenze stagionali che in questi ultimi anni ci stanno tartassando. Se le carrube venissero utilizzate quotidianamente in infusi insieme all'alloro, alla buccia di limone, avremmo veramente dei benefici e quindi antinfiammatori naturali. La natura insomma ci viene sempre in soccorso. La natura ci viene sempre in soccorso. La farina di carrube, che deriva appunto da questi meravigliosi frutti, viene utilizzata per prodotti dolciari, e soprattutto quando non vogliamo utilizzare farine di frumento o non possiamo utilizzarle, la farina di carrubo, ma anche le gelatine che derivano da questo meraviglioso frutto, vengono utilizzate come aggreganti per appunto creare delle miscele per i dolci, in grado di aggregarsi e a fare appunto dei dolci, dei biscotti, oltre che le carrube sono chiaramente molto dolci, quindi ci sono anche degli zuccheri che derivano dalle carrube, zuccheri naturali, che possono essere utilizzati in sostituzione dello zucchero di canna piuttosto che quello di barbabietola, quindi dello zucchero comune. Placido, la Sicilia e la sua enorme ricchezza non finisce mai di stupirci. Abbiamo scoperto tante cose interessanti oggi, speriamo di continuare a fare informazione, ma soprattutto ad aumentare la consapevolezza e la ricerca su quello che mangiamo, che portiamo a tavola, perché è strettamente collegato alla nostra salute. Esattamente, è molto importante ricercare, soprattutto da parte nostra, che siamo delle aziende che lavoriamo nella trasformazione di materie prime siciliane, locali, e soprattutto cercare dei prodotti che, oltre che siano espressioni della tradizione, siano anche validi anche al giorno d'oggi, sia sotto il profilo commerciale sia sotto il profilo anche di tradizione e educazione anche alimentare. Torneremo a parlare magari di altri prodotti, di altre eccellenze, vedremo trasformare sicuramente tantissimi altri prodotti, perché è importante puntare sull'agricoltura biologica, mangiare bene, mangiare sano. Certamente, è quello che è fondamentale, anche perché per le nuove generazioni conoscere la tradizione, ma anche è importante anche che vengano educate anche a una giusta alimentazione. E allora mangio bio siciliano, guadagno salute e rispetto all'ambiente. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto all'ambiente.